Il prodotto interno lordo ligure nel 2025 crescerà dell'1,4-1,5% più della media nazionale, che è destinata a fermarsi all'1,2. La stima di The European House Ambrosetti descrive una regione dinamica sotto il profilo economico, trainata da tre settori: economia del mare, tecnologia e turismo. E se non stupisce che oltre il 10% delle imprese della regione sia attivo nella logistica portuale, non stupisce la crescita costante degli arrivi dei turisti, specie stranieri, e nemmeno che gli investimenti vadano per oltre l'1,5% nella ricerca tecnologica. Stupisce invece che quasi il 40% delle risorse umane sia impiegato proprio in questo settore, dato che pone la Liguria al quarto posto nella classifica italiana. Il sistema macroeconomico ligure ha sofferto meno del previsto del crollo delle esportazioni, che nel 2024 è calato del 25%. Non lo reputo un fattore di allarme rosso, perché in effetti è stato uno spike positivo nell'anno precedente e largamente imputabile a commesse straordinarie del mondo della navalcantieristica. C'era stato un picco molto importante appunto nell'ultimo biennio, adesso è rientrato, ma se guardiamo alla traiettoria di medio termine del decennio, è comunque una media mobile in crescita. Positivi dati sull'occupazione. In Liguria lavora il 67% delle persone fra 15 e 64 anni, 5 punti percentuali in più rispetto al resto del paese. E i NEET, i giovani che non studiano e non lavorano, sono meno rispetto alla media nazionale. Resta da affrontare un problema che ha due facce nella sua complessità. Il 49% delle imprese del sistema produttivo segnala difficoltà di reperimento di lavoratori e c'è troppa distanza fra le competenze di chi esce dal sistema formativo e l'offerta di lavoro. Non suscitano preoccupazione invece i dazi annunciati dagli Stati Uniti. Trump nello specifico avrebbe dichiarato che soprattutto i grandi cantieri navali devono assolutamente rientrare negli Stati Uniti. Però si dimentica il buon presidente degli Stati Uniti, con tutto rispetto, che non lo fai con uno schiocco di dita. Puoi assumere dei camerieri ai ristoranti con uno schiocco di dita, ma non costruire una competenza industriale navalmeccanica che non hai. L'industria italiana è molto più resiliente di quello che si tema.